interesse? Allora, sempre con il Presidente Bertini, abbiamo due questioni importanti da trattare. Da un lato fare un po' una panoramica, Presidente, per far rendere edotti i nostri telespettatori su come sono andati i vari ambiti del turismo, così sorvoliamo. Poi però puntiamo l'accento sulla manodopera, quindi gli operatori del settore, c'è ricerca, com'è andata, eccetera. Altro messaggio che leggiamo, tutti contro i balneari, vedrete quando le concessioni saranno date agli stranieri che ne faranno bagni per un'elite che paga le vacanze le fate in Brenta. Balneari non abbiamo ancora parlato veramente, però vabbè. Sì, anche questo è un tema che, insomma, che riguarda la Bolkestein, Sì. che è una cosa che noi discutiamo ormai da anni, però per quanto noi facciamo, ricordo che è il governo che deve trattare con l'Europa questa legge qua. Io dico che non per tornare indietro sulle cose, però in Europa devono discutere quando viene discussa la legge, non quando viene approvata, perché dopo diventa un problema nostro, dei balneari, diventa un problema di chi fa i mercati, cioè è un problema che veramente io dico, ma dove eravate? Dove eravate quando è stata discussa la Bolkestein? E adesso dobbiamo andare, abbiamo pagato multe perché siamo in ritardo, quindi ci è costata soldi pubblici e prima o poi partirà. Certo che partirà. Questa è la realtà, è questa, e quindi è un serio problema anche questo che subiremo, perché ha ragione, subiremo noi, perché ci sono anche le grandi organizzazioni mondiali che sono interessate. Certo, questo assolutamente, però forse ci sarà meno privatizzazione dei lidi, no? Perché in Europa non esiste un sistema come il nostro, che non ci sia una spiaggia libera, se no così. E questo sarebbe anche corretto, però tutto sommato. Sì, va bene, ma tutto quello che vogliamo, però io ribadisco che quando vengono discusse le leggi, certo, dovrebbe esserci. Allora hanno la possibilità anche i nostri europarlamentari di confrontarsi con chi opera nel settore e chi ha competenza delle cose. Se ci chiamassero qualche volta e ci chiedessero quali sono i problemi, come dobbiamo comportarci con questa cosa, chiaro, e magari dopo, facendo sintesi, hanno materiale per andare a discutere. E questa qui invece ci è capitata tra capo e collo, va bene. Staremo adesso dobbiamo assolutamente combattere per cercare di salvare tante imprese che non sanno che futuro le aspetta. Infatti. Parleremo di questo in modo specifico, magari dedicando un appuntamento. Turismo com'è andato? Dicevamo bene, mi sembra, o no? Beh, insomma, io non mi sento di dire che il turismo è andato male, perché abbiamo visto, diciamo, il nostro litorale pieno, ma anche le città d'arte, ma anche, diciamo, i nostri laghi, un po' tutto, la nostra montagna. Hanno dato soddisfazione agli imprenditori, questo insomma bisogna dirlo. Il litorale è stato premiato perché anche, diciamo, che la costa a noi più vicina, dove prima era un rifugio perché andavano in Croazia a fare la settimana, insomma, di vacanza, e adesso ho visto che invece tanti sono rimasti nei nostri litorali perché hanno alzato tutto i prezzi. Come bellezza, ma perché hanno alzato i prezzi sì. anche loro, entrando nella comunità europea hanno avuto anche loro, insomma, degli aumenti importanti, e quindi io dico che però non possiamo sederci su, diciamo, passiamo sulle situazioni che si sono create ma dobbiamo pensare sempre anche ad essere più competitivi. Destagionalizzazione. Esatto, ma dobbiamo sempre capire e pensare come possiamo essere più competitivi, per essere sempre più innovativi, per essere sempre più preparati per offrire a chi viene a soggiornare da noi nella nostra regione, offrire sempre di più. E quindi è un ragionamento che va fatto a 360 gradi, perché se no altrimenti facciamo sempre bilanci di un anno e non possiamo mai programmare invece un futuro. Dire, noi ci stiamo preparando per il 2026.
per il 2030, okay, perché il 2030 quando saremo pronti noi saremo preparati per affrontare i mercati mondiali, perché questa è la sfida, non possiamo più ragionare solo con diciamo, i nostri locali o con gente che viene dalla nostra regione. Dobbiamo vederla in maniera importante, dobbiamo fare una giusta comunicazione, dobbiamo insomma spenderci anche all'estero in maniera importante, perché non ci manca niente nel nostro Veneto. E come sono andati i saldi? Beh, i saldi sono andati così così. Perché? Per un semplice motivo, perché diciamo, abbiamo avuto un colpo di coda, perché anche la stagionalità è andata lunga, ancora adesso siamo su una stagione abbastanza calda, perché anche settembre sta dimostrando di avere ancora delle giornate meravigliose, quindi la gente ha comperato con distrazione, ecco, io direi che non è stato il saldo per il cambio di stagione, non è stato questo, la stagione, ormai bisognerà ritarare le stagioni, capire le stagionalità come si comportano, perché magari l'inverno o l'autunno partirà un po' più tardi, okay? E quindi dobbiamo focalizzare bene i periodi, perché fare con delle date così fatte in questa maniera qua, oggi rischi di non avere attenzione da parte di chi deve acquistare in maniera corretta, insomma, anche perché i negozi, una volta finiti i saldi, devono caricare il periodo autunnale, il periodo invernale. Adesso d'invernale insomma non è che ne vedi sui nostri negozi, anche perché ancora stanno vendendo il prodotto sarebbe estivo. Un po' allettante, tra l'altro, quando fa caldo pensare già alla pellicciotto. Esatto. Ultimo tema, se proprio pochi minuti però merita di essere dedicato, è quello delle professionalità. Si diceva che ne mancavano centinaia e centinaia, avete sopperito, ci saranno ancora questi problemi? Qual è la situazione? Ci sono opportunità occupazionali, formazione? Allora, il tema è che noi avremo bisogno importante di forza lavoro. Noi stiamo parlando con Veneto Lavoro, ci stiamo confrontando, perché loro hanno anche i dati di quante persone mancano attualmente nelle nostre imprese. Ricordo che ci sono ristoranti che aprono solo 4 giorni alla settimana perché non hanno personale, devono arrangiarsi col personale che hanno e quindi devono farlo ruotare. Ma mancano personale nei nostri alberghi, mancano personale nei nostri ristoranti, mancano cuochi, manca un po' di tutto, dappertutto. Il Covid ha letteralmente rovesciato un sistema e quindi la qualità della vita, forse tante cose che... Quindi anche se è passato del tempo non tornano, hanno fatto un'esperienza in un altro settore, perché senza dubbio lavorano da qualche parte, ma non tornano indietro, quindi vuol dire che non era più di appeal il settore? No, oggi fai fatica a trovare quando si lavora di domenica, quando si lavora di sabato, quando si lavora di sera, fai fatica, tanta fatica a trovare forza lavoro, perché la gente ragiona anche in maniera diversa. Però io dico sempre, signori, guardate che anche quello che sceglie di lavorare all'ospedale o chi sceglie di fare altri lavori che sono lavori impegnativi, le forze dell'ordine, tutti che lavorano, non c'è il sabato, domenica. Questa è una cultura che ormai dal mio punto di vista è sorpassata, cioè bisogna guardare in prospettiva diversa e bisogna soprattutto anche avere forza lavoro diversa, perché abbiamo una natalità paurosa e abbiamo un paese che invecchia, dobbiamo trovare risorse nuove. Io però ho parlato, quando ho chiesto dei giovani, perché appunto volevo capire, e molti lamentano delle retribuzioni estremamente basse. È vero, anch'io sono d'accordo su questo. Noi abbiamo veramente delle buste paga che sono ancora quasi ridicole. E dobbiamo aumentare le buste paga, dobbiamo chiudere anche i contratti nazionali in maniera corretta e soprattutto puntando sul cuneo fiscale. Perché in busta paga, ma in busta paga, quando uno si vede depredare il 50% della sua busta paga che vanno in tasse,
Uno dice lasciami i soldi che allora gestisco la mia vita, o se no tienti quelle che possono essere per il pensionamento e basta. Ma il 50% mi sembra che sia un costo azienda che è impressionante. Ma lì perché danneggia anche voi che vi occupate di commercio, servizi, turismo, perché se uno non ce n'ha non le spende, cioè sì, deve ma allora che ci paragonino abbiamo l'Europa, ma l'Europa, scusa, no? Cioè nella logica europea dovremmo essere tutti tarati allo stesso modo. Invece assolutamente ma perché no. Altri paesi hanno una tassazione nettamente inferiore e un dipendente guadagna molto di più? Perché se non facciamo questo e calano i consumi, già abbiamo gli aumenti che insomma la fanno da padrone, perché vediamo la benzina e il gasolio cosa adesso costa, e siamo ancora a settembre. Certo. Cioè, io dico uno che deve andare a lavorare e spostarsi con la macchina. No, infatti non ne parliamo. Ecco. E non è ancora il gas, non parliamo ancora di corrente o di gas. Certo. E quindi ecco, gli sforzi del governo devono essere indirizzati sotto questo aspetto qua. Dopodiché possiamo fare tutto quello che si vuole, però se una parte della nostra retribuzione viene presa prima che ci arrivi a noi, diventa difficile lavorare. Noi, chiaro Presidente. È giunto il termine della nostra trasmissione, grazie mille, abbiamo affrontato di varie questioni, abbiamo accennato a varie problematiche. Vi terremo aggiornati, cari telespettatori, perché so che ci sollecitate spesso, giustamente, su questi temi. Poi sono tantissime anche le istanze che ci sono arrivate, alcune sono polemiche, altre giustamente sono degli sfoghi, ma le abbiamo cercate di far presente anche al Presidente. Grazie a lei di essere stato qui con noi. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie a voi, cari telespettatori, rivedete poi la puntata in replica nel nostro sito, come sempre scriveteci oppure rivolgetevi, se siete della categoria, al Confcommercio Veneto, che cercherà di risolvere i vostri problemi o vi farà formazione. Buon proseguimento.